io, cioè non possiamo che essere favorevoli a questa mozione perché è una cosa che diciamo, credo dal 2013, quando sono qui, di aver sempre chiesto di installare insomma, questi metodi per la fauna selvatica dissuasori che peraltro nella nostra provincia, in provincia di Gorizia, sono stati anche utilizzati e hanno anche funzionato come metodo di dissuasione. Però è vero, è vero che sono anni che continuiamo a portare sempre degli interventi spot e mi ricordo che non so quanto tempo è passato da quando abbiamo approvato o portato in aula comunque la mozione 95, che era del consigliere Di Berte, del suo gruppo, che praticamente chiedeva più o meno le stesse cose, ovvero di trovare insomma dei metodi per porre fine e per trovare delle soluzioni a questi problemi. Però io credo che il problema sia ben più ampio, cioè come diceva poco fa anche il consigliere Miani, e noi anche questo abbiamo detto più volte siamo stati additati, insomma, un po' come quelli cattivi, eccetera, eccetera. Però veramente se noi non iniziamo a progettare e a pensare che ci deve essere una coesistenza fra gli spazi che utilizziamo noi e gli spazi che utilizza la fauna anche per spostarsi, e quindi non iniziamo a progettare le opere e a realizzarle in maniera tale di prevedere dei sovrappassi, dei sottopassi, qualcosa che consenta alla fauna di non attraversare l'autostrada, ma in qualche maniera di spostarsi in sicurezza per noi e soprattutto, cioè per loro e soprattutto per noi, non andiamo da nessuna parte. E sono anni che lo diciamo e che chiediamo. Mi ricordo che avevo già chiesto più volte l'utilizzo di questi metodi, onde evitare appunto che succedano poi, non ultimo, quando appunto è successo questo famoso incidente, fortunatamente non grave, insomma, dei cinghiali in A4. Però anche qui abbiamo fatto la terza corsia, stiamo facendo la terza corsia, abbiamo rifatto tutti i ponti praticamente che passano sopra l'autostrada, ma nessun passaggio per la fauna è prevista neanche in questo modo, perché siamo noi che in qualche maniera invadiamo il territorio dove magari loro stavano prima, voglio dire. Quindi siamo noi che gli creiamo un ostacolo, loro sono abituati a passare di lì e non è che cambiano come noi e dicono, boh, questa strada è chiusa, vado da un'altra parte. Loro hanno quel tracciato, ma e non è una cosa che si deve limitare alla fauna selvatica che cammina, diciamo così. Succede anche con gli elettrodotti aerei, ad esempio, succede con tutte le infrastrutture che in qualche maniera noi poniamo in mezzo agli spostamenti della fauna e provocano problemi alla fauna o problemi all'essere umano. Però veramente a noi va benissimo questa mozione, ma credo che sia ora di iniziare veramente a progettare e a guardare avanti, e da qui in poi ogni volta che ci poniamo di fronte a qualche opera nuova, prevedere queste possibilità di coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica, che in qualche maniera devono convivere e condividere gli stessi spazi che abbiamo a disposizione. Grazie.